Il provvedimento adottato dal Comune di Pordenone era un provvedimento in cui mancava l'istruttoria, cioè vale a dire l'istruttoria non era fatta in modo specifico e non dimostrava la necessità sicuramente dell'abbattimento dell'animale. Quindi la gestione è stata di annullare il provvedimento del Comune di Pordenone. È questo l'esito del TAR del Friuli Venezia Giulia, che ha annullato l'ordinanza del sindaco di Pordenone che disponeva l'abbattimento della cornacchia aggressiva in via Damiani. I giudici hanno accolto il ricorso delle associazioni animaliste, rilevando criticità nell'iter seguito dal comune dopo le segnalazioni dei residenti per il volatile. La sentenza evidenzia l'assenza del parere scientifico dell'ISPRA, la mancata valutazione di metodi incruenti come l'uso di anestetici per il recupero e dubbi sull'identificazione dell'animale. Per il tribunale l'uso dell'ordinanza d'urgenza è risultato sproporzionato rispetto alle alternative disponibili. La vicenda legale si è conclusa quando l'animale e i suoi piccoli avevano comunque già abbandonato la zona in autonomia.